Abbiamo letto il diario di guerra e credo che sia una pietra miliare nel ricordo del 15-18. Pagine del diario di un giovane vittoriese, finito come tanti nel vortice della Prima Guerra Mondiale. È quello di Antonio Gentilini, classe 1897, che il figlio Giancarlo ha voluto diffondere per non dimenticare. È l'epopea di un soldato in 3 anni di guerra, in mezzo alle distruzioni e alla morte del sangue, ma intriso dall'amore verso il tricolore e verso la patria. Un manoscritto che il Comune di Vittorio Veneto e il Museo della Battaglia hanno voluto pubblicare come testimonianza diretta dello sgomento vissuto da tutti in quei giorni tragici di Caporetto. La cosa che colpisce nel diario di Antonio Gentilini è la forte dimensione introspettiva, la vergogna che lui prova dopo la battaglia di Caporetto e che non si ritrova in altri diari che io ho letto. Smarrimento ma anche riscatto, come i giorni della riscossa e di Vittorio Veneto, in questa testimonianza scritta dal ventenne Antonio Gentilini oltre 100 anni fa, non solo per fissare i ricordi del tratto straordinario di un percorso di vita come tanti, ma soprattutto come riflessione alle generazioni future. Ci sono certe mentalità che per così volontà propria di potere e di strapotere superano quella che dovrebbe essere la vera civiltà. Non vogliamo più spargimento di sangue, distruzione di città e morti, ma vogliamo famiglia, lavoro e progresso per i nostri figli e i nostri nipoti.